Faceva la spola dal veneziano dove viveva all'Arcella, dove aveva stoccato la merce e affittato abusivamente una stanza per confezionare la droga, il quarantenne tunisino arrestato dagli agenti della squadra mobile di Padova. Conosciuto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, il quarantenne era stato notato dalla polizia entrare e uscire con uno zainetto da un garage del quartiere Arcella. Dopo una serie di pedinamenti, l'uomo è stato fermato nel garage dove gli agenti hanno rinvenuto 5 kg di hashish in panetti e oltre 2 etti di cocaina che sono stati sequestrati. Il quarantenne usava poi come laboratorio una stanza dove è stato trovato il materiale necessario a confezionare la droga. Da qui la polizia si è spostata all'abitazione nel veneziano dove in un cassetto sono stati sequestrati 2.500 euro in contanti. Il tunisino è stato arrestato. Al termine dell'udienza preliminare il GIP ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.